Conoscete la Sardegna per le sue spiagge da sogno e il suo mare cristallino? Oggi vi porto in un viaggio diverso, un viaggio nel cuore oscuro e misterioso dell'isola, alla scoperta di una delle sue leggende più spaventose, la Reula, la processione dei morti. Immaginatevi di camminare di notte per le stradine deserte di un antico borgo sardo. Il silenzio è rotto solo dal vento e dai vostri passi. All'improvviso vedete una luce tremolante in lontananza. Non è una luce amichevole. È una processione di figure vestite con lunghe tuniche bianche, ognuna con una candela in mano. Sono le anime dei defunti, uscite dalle loro tombe per compiere la loro penitenza notturna. Questa è la Reula. In tutta la Sardegna la leggenda assume sfumature diverse, ma oggi ci concentriamo su ciò che si narra in Gallura. Qui si dice che queste anime vaghino dopo la mezzanotte e debbano assolutamente rientrare nelle loro tombe prima dell'alba. Guai a chi si trova sulla loro strada. Incontrarli è un presagio terribile. Se la sfortuna vi mettesse di fronte a questa processione spettrale, potreste persino scorgere tra le anime lo spirito di una persona ancora in vita. Se la processione sale, per quella persona non c'è speranza. Morirà entro l'anno. Se invece scende, la sorte è leggermente più benevola, la attende solo una lunga e dolorosa malattia. In fondo alla processione c'è sempre una figura che arranca, che non riesce a tenere il passo. È lo zoppo, l'anima che rischia di non completare la penitenza in tempo, rimanendo intrappolata tra il mondo dei vivi e quello dei morti. E cosa succede al povero sventurato che incrocia la processione? Nella migliore delle ipotesi, se la cava con un pestaggio spettrale. I defunti lo colpiscono, lasciandogli dei lividi, conosciuti come li pizzichi di limolti, i pizzicotti dei morti, che restano visibili per molto tempo. Ma spesso le conseguenze sono ben peggiori. Esiste un modo per salvarsi? Sì, ma non è affatto semplice. L'unica speranza è riconoscere tra gli spiriti un parente o un compare, un padrino di battesimo. Solo lui potrebbe darvi il consiglio giusto per sopravvivere. Vi direbbe di spostarvi sul ciglio della strada, preferibilmente sopravvento e a monte della processione. Perché? Per non sentire l'odore nauseabondo della decomposizione e per non essere notati dalle altre anime. Ma non è finita qui. Per completare il rituale di salvezza, dovreste farvi il segno della croce e recitare a memoria, senza sbagliare una sola parola, una preghiera potentissima, le 12 parole di San Martino. Un errore, una piccola esitazione, e sareste perduti. A volte lo shock di una tale visione è così forte da lasciare la persona letteralmente senza parole, muta per il terrore. La medicina popolare gallurese aveva un rimedio anche per questo. Si tagliavano in croce 4 ciocche di capelli, una dalla nuca, una dalla fronte e una da ciascuna tempia. Queste ciocche venivano poi bruciate nel focolare. Un po' della cenere ottenuta veniva mescolata in un bicchiere d'acqua e fatta bere alla persona ammutolita. Solo così la paura veniva scacciata e la voce poteva tornare, permettendo di raccontare l'orribile incontro. Questa non è solo una leggenda. Ci sono storie, tramandate di generazione in generazione, che raccontano di incontri reali, come quella di Nicola Pizzoi, un commerciante di bestiame. Una sera tardi, di ritorno verso casa per assistere la figlia malata, si fermò a riposare in uno stazzo, un tipico podere gallurese. Chiese di poter dormire su una panca vicino all'ingresso per non disturbare nessuno partendo all'alba. Ma il sonno non arrivava. Sentì più volte le coperte tirate via da una forza invisibile. Terrorizzato, decise che non poteva restare. Sellò in fretta il suo cavallo e si mise in viaggio nel buio più totale. La sua strada passava accanto alla vecchia chiesetta di San Pantaleo e al suo cimitero. E fu proprio lì che accadde l'inevitabile. Venne circondato dalla Reula. Gli spettri afferrarono le briglie del cavallo, cercando di trascinarlo con loro verso il cimitero. Ma Nicola, nonostante il panico, mantenne un'incredibile lucidità. Iniziò a recitare a gran voce li 12 parauli, le 12 parole, e spronò il cavallo con tutta la forza che aveva. Riuscì a liberarsi dalla stretta spettrale e fuggì al galoppo, con l'intera processione alle calcagna.
La sua salvezza fu un torrente. Il cavallo lo attraversò con un balzo, ma gli spiriti si fermarono sulla sponda. Per qualche oscura ragione, le anime della Reula non possono attraversare i corsi d'acqua. Nicola si voltò un'ultima volta e tra le figure spettrali riconobbe il suo compare di battesimo. Lo sentì dire agli altri: «Lasciamolo andare. È atteso a casa perché ha una bambina malata». Arrivò a casa febbricitante e tremante, quasi svenuto sulla sella. La sorella e il cognato lo aiutarono, eseguirono subito il rito dei capelli bruciati e gli fecero bere l'acqua con la cenere. Lo spavento finalmente si placò e Nicola, riacquistata la voce, poté raccontare la sua terrificante avventura. Storie come questa ci ricordano che la Sardegna non è solo sole e mare. È una terra antica, intrisa di misteri, credenze e leggende che ancora oggi vivono nei racconti degli anziani e nell'immaginario collettivo. La Reula è uno di questi, un monito che ci arriva dalla notte dei tempi, un sussurro nel vento che ci ricorda di rispettare il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Spero che questo viaggio nell'oscurità della tradizione sarda vi sia piaciuto. Se conoscete altre leggende spaventose o volete condividere le vostre esperienze, lasciate un commento qui sotto. Grazie per avermi seguito. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le prossime storie. Alla prossima!